Torniamo signori un po' abbiamo lasciato però, anche perché siamo tornati, no, il lockdown è finito, quindi la biretta possiamo anche stare sempre un po' distanziati, ma ecco qua gli amici che per tutto il lockdown, che noi parliamo in inglese, lockdown che vuol dire, no, tutto chiuso, Droppler, sputo. E torniamo perché vi devo dare anche un appuntamento importante. Quindi oggi è sabato, da domani ci sarà probabilmente un articolo sul giornale che sono arrivate le mascherine vergognosissime, che tutto il devoluto dell'incasso delle mascherine va a Vittoria, che è una bambina che dobbiamo riuscire a dargli una speranza. Quindi se volete le trovate all'Errea, le trovate al New Bar a Feletto, oppure mi contattate, vediamo di combinare in qualche maniera. L'offerta chiaramente libera e quindi la barzellettina, una così piccantina che gli ha detto veloce, rapida. Gli dice, questo giovane va dal medico e il medico fa, senti, devi finirla, scusa, devi finire di masturbarti, basta toccarti, basta masturbarti, devi finire. Ma perché? Perché devo visitarti. È una... Questa arriva un po'. E poi c'era, sai quei pappagalli? Uno gli piaceva un pappagallo, no? Sasco, un pappagallo, ecco, bei pappagalli, quello lì quanto viene? Tutti uguali, quelli là, guarda, vengono tutti sui 1000-1500 euro, ma quello là viene 3000 euro. Ma come mai? Ma quello lì è una peculiarità, una roba importante, perché? Quello lì fa le uova quadrate. Ma come fa le uova? Fa le uova quadrate. E porca miseria, è una roba rarissima, una roba che penso sia l'unico al mondo. Ma canta, parla, no, dice solo oi 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 oi, come mai? Prova tu a fare le uova quadrate. Casa Gala, Berto, saluta, è tanto tempo che... Berto, saluta, è tanto tempo. Ecco qua con Bertino, Icnusa, viva l'Italia, ciao, ciao, ciao.